Benvenuti su Napoli all'alba. Oggi vi porto con me nella Napoli più vera, più antica e più verace, nel cuore pulsante del borgo di Sant'Antonio Abate, quelli che tutti chiamano Obbuvere. Davanti a noi troviamo l'antica chiesa di Sant'Antonio Abate. Un tempo la struttura era un ospedale per curare il fuoco di Sant'Antonio, intorno al 1230, ma fu rifondata e ampliata nel tempo, per volere del cardinale Antonio Sersale, nel 1779 che le diede la facciata attuale, inglobando l'antica struttura gotica. E ci ritroviamo in via Sant'Antonio Abate, una strada che non è solo una strada, ma un fiume di vita. Qui Napoli non si racconta, ma si vive. Il luogo dove nasce il colore, la voce e la tradizione. Dove ogni banco racconta una storia. Dove ogni venditore è un attore. Qui non si compra soltanto, qui si respira Napoli. Qui il pesce fresco arriva ogni mattina. Ci si può trovare veramente di tutto. Frutta, prodotti intimi, abbigliamento a poco prezzo. I banchi di frutta secca, piccoli oggetti elettronici, cappelli,
E camminando tra colori, profumi e storie, arriviamo in piazza Sant'Anna a Capuana. Dove ci accoglie la splendida chiesa di Sant'Anna a Capuana. Un altro luogo, simbolo della storia e della devozione napoletana. È proprio qui, in questa piazza ricca di emozioni, che il grande mercato di Sant'Antonio Abate finisce, come se volesse chiudere il suo viaggio. Questa è Napoli all'alba, Napoli che racconta la sua storia, Napoli che non smette mai di emozionare. E mo vuol dire che napoletano, ma quello verace. E io vuol dire che con cuore in mano. Povero non è solo un mercato, è una mamma che ti stregna, è una voce che ti chiama, è una risata, un ricordo e una carezza. È come diciamo noi, Napoli è sempre Napoli e o povero resta ancora più verace sta città.